Buona giornata, ben ritrovati, seconda parte di 7 in punto e in questa seconda parte diamo il buongiorno ad Adolfo Berti, buongiorno, ben trovato. Buongiorno a tutti. Segretario generale del FNP CISL, il sindacato dei pensionati appunto della Confederazione. L'occasione per parlare di una ampia serie di temi, visto che è uno dei temi più caldi in assoluto, quello delle pensioni, ma noi non parleremo soltanto delle pensioni in assoluto. È il tema più caldo in questo momento, secondo lei, da cui cominciare, o c'è qualcosa che in questo momento le sta più a cuore? Diciamo che oggi il problema più importante, più urgente, riguarda gli anziani che stanno male e sono soprattutto gli anziani non autosufficienti che aumentano sostanzialmente di numero, ma che risentono anche di patologie sempre più pesanti. In particolare c'è un notevole aumento, per esempio, della demenza di Alzheimer, che impegna le famiglie in maniera incredibile. La cosa che ci preoccupa è che abbiamo l'impressione che sia a livello nazionale, quindi sia le istituzioni nazionali, sia a livello regionale non ci sia la consapevolezza che una società come la nostra, che dal punto di vista demografico sta invecchiando, perché lo spostamento dell'età media si sta gradualmente spostando verso l'alto, non si preoccupi di guardare avanti rispetto alla società futura. Cioè noi avremo una società fra 20 anni che sicuramente avrà molti più anziani e molto meno giovani, quindi i politici, chi ha la responsabilità istituzionale deve porselo questo problema. Ecco, noi parliamo a tutto il nord-est, ma parliamo da Padova, quindi dal Veneto. Il Veneto è una delle regioni che mi conferma in assoluto più attente a questo tipo di tematiche. Sì, il Veneto obiettivamente per anni, oserei proprio dire dalla nascita della regione Veneto, si è imposta un modello, il cosiddetto modello Veneto, che per moltissimi anni poi è stato anche copiato da altre regioni, che imposta il welfare veneto sostanzialmente, in particolare per quel che riguarda l'assistenza sociale e l'assistenza sanitaria, sulla come dire, realtà di una integrazione sociosanitaria. E questo è un modello che tanti hanno tentato di copiare, ma che è di difficile realizzazione. Perché? Perché l'integrazione sociosanitaria prevede innanzitutto che ci sia una serie di livelli, a partire dal livello istituzionale. Quando noi assistiamo, sto parlando del livello regionale, ma potrei parlare anche di quello nazionale, al fatto che abbiamo due assessorati separati, uno che si occupa del sociale e l'altro si occupa della sanità, è chiaro che è inevitabile che ci siano conflitti, soprattutto rispetto all'uso delle risorse. Per cui questa integrazione diventa difficile, poi se poi spostiamo verso il basso questi aspetti dell'integrazione sociosanitaria, nell'integrazione professionale, per esempio, troviamo difficoltà. Perché? Perché il fatto che abbiamo i medici da una parte e tutte le professionalità del sociale dall'altra, quasi sempre abbiamo difficoltà di incontro, perché gli uni hanno una propria visione delle patologie, gli altri invece, in sostanza, cos'è che bisognerebbe fare? Bisognerebbe che nel momento in cui noi abbiamo di fronte il problema, quindi la persona che ha bisogno, la persona venga considerata nel suo complesso e quindi rispetto a questo bisogna che venga considerata la persona sia dagli aspetti sanitari, sia dagli aspetti sociali, dagli aspetti dell'ambiente in cui vive, se è solo, se vive in famiglia, se vive. E quindi rispetto a questo c'è la necessità che ci sia una presa in carico di tipo diverso da come avviene adesso. Discorsi questi anche che vengono dalla sua lunga esperienza di operatore sociosanitario, Sì. Prima ancora che di responsabile del sindacato. Fondi ce ne sono abbastanza, abbiamo capito appunto questo fatto del poter accorpare i vari assessorati aiuterebbe, ma come soldi ogni anno rivediamo sempre proteste e continue, anche perché i tagli incombono. Purtroppo è questo il problema vero che abbiamo adesso. E la cosa che ci preoccupa molto è che, ed è una cosa ormai che succede dappertutto, ma che non dovrebbe essere così, è che quando ci sono carenze di risorse si va a tagliare dove?
dove ci sono i numeri alti, quindi rispetto alle persone che hanno anche più bisogno spesso. Per cui noi adesso ci troviamo sul territorio ad avere tutta una situazione che riguarda una serie di istituti di interventi che risentono non solo della carenza di risorse, ma anche della diminuzione dei servizi sul territorio. Per cui questo significa sostanzialmente che soprattutto gli anziani e gli anziani che vivono soli sono in estrema difficoltà. Cerchiamo di capire una cosa, 721 milioni di euro è quanto dovrebbe essere erogato. Si è parlato di un taglio di poco più di 100 milioni, 126 se non sbaglio. E questo cosa vorrebbe dire a livello di servizi? A livello di servizi significherebbe, è un po' complessa la cosa da spiegare, ma attento. Quei 126 milioni erano sostanzialmente risorse che provenivano dal Servizio Sanitario Regionale ed erano considerati i cosiddetti extra LEA. Cosa significa? Significa che nella sanità ci sono dei livelli essenziali di assistenza che è previsto che vengano finanziati, mentre ci sono dei livelli di assistenza che sono tra il sociale e il sanitario che non è previsto a livello nazionale che siano finanziati. La Regione Veneto aveva deciso di finanziarli. Cosa è successo? Che a livello nazionale, nell'ultima finanziaria, è stato proibito alle regioni di utilizzare risorse per gli extra LEA. Per cui la Regione Veneto aveva deciso quindi di tagliare, perché non le venivano più le risorse del livello nazionale. È chiaro che questo aveva delle ricadute pesantissime su che cosa? Sulla domiciliarità, soprattutto sugli assegni di cura, sul telesoccorso, il telecontrollo, una serie di provvedimenti di tutela degli anziani, ma non solo degli anziani, ma anche degli disabili giovani, che obiettivamente metteva in serie difficoltà le famiglie. Ma lei pensi solo, per esempio, ad una famiglia che ha un caso di demenza di Alzheimer proprio interno, è una famiglia sequestrata, è una famiglia che non vive più. Prigioniera. Prigioniera, esattamente. Una cosa veramente. Quindi il rischio che abbiamo corso, e io spero che sia finita, ma insomma vedremo. Il rischio che abbiamo corso è che le famiglie non avrebbero più avuto queste risorse. Dei 721 milioni noi ne spendiamo 470 per la residenzialità. Cosa significa per la residenzialità? Per le rette delle case di riposo a carico della Regione. In sostanza l'anziano che è in casa di riposo ha una retta che è divisa in due parti, una a carico dell'ospite e una a carico del servizio della Regione. Quella a carico della Regione dovrebbe essere riferita ai bisogni sanitari del cittadino anziano, mentre gli altri, la retta normale, quella sociale, è a carico dell'ospite. E mediamente le rette nelle case di riposo, tra l'una e l'altra, vanno a pesare per grosso modo 100-110 euro al giorno. E quindi siamo oltre i 3.000 euro al mese di costi. È chiaro che nel momento in cui cominciamo ad andare in crisi e a non avere più questi sussidi, chiamiamoli così, da parte della Regione, il discorso ricade interamente sulle famiglie. Tant'è che cosa sta succedendo? Che nonostante questo, nonostante gli aiuti della Regione, quello che sta avvenendo adesso è che le famiglie non ce la fanno più neanche a mantenere i propri anziani nelle case di riposo, perché non riescono a pagare le rette. Le code che fino a 2 anni fa erano lunghissime nelle case di riposo sono quasi sparite. Per cui, voglio dire, questo è un problema che bisogna che ci poniamo, perché, e torno al discorso iniziale, bisogna che chi ha la responsabilità si ponga il problema degli anziani. Poi c'è tutto il problema ovviamente che riguarda i giovani, del quale noi siamo perfettamente consapevoli, quindi anche perché in molte famiglie ci sono gli anziani che sostengono i giovani. Mm-hmm. E questo è un altro punto da cui partiremo nella seconda parte di 7 in punto, qui tra poco con Adolfo Berti.
Ultima parte di 7 in punto con Adolfo Berti, segretario generale del Sindacato dei Pensionati della CISL. Stiamo toccando un tasto dolente davvero, il fatto che molti anziani siano tuttora loro la stampella di tanti giovani in questo momento particolare del nostro Paese. Certo, questo è un dato ormai incontrovertibile, nel senso che moltissime famiglie, visto il tasso di disoccupazione, ma anche, voglio dire, la incapacità di dare lavoro ai giovani, a causa della quale i giovani sono costretti a restare in famiglia, spesso l'unico aiuto che ci sono nelle famiglie sono le pensioni degli anziani. Le pensioni degli anziani che non solo aiutano i giovani, ma che poi, soprattutto gli anziani che sono ancora autosufficienti, svolgono all'interno delle famiglie una opera di assistenza ai cosiddetti caregiver anziani, un'opera di assistenza che sostituisce di fatto le istituzioni. Cioè noi oggi ci troviamo ad avere famiglie che hanno al proprio interno 4 generazioni, mentre una volta c'erano, che so, più cugini, che adesso abbiamo più nonni che cugini, e quindi rispetto a questo in qualche famiglia ci troviamo ad avere il nonno, il bisnonno e l'anziana madre che assiste tutti quanti, quando non ci sono magari anche i giovani da assistere. Per cui il rapporto che c'è all'interno di questo tipo di problematiche è un rapporto molto, molto serio, che va affrontato da chi di dovere. Ripeto, ne siamo preoccupati perché abbiamo l'impressione che non ci sia nessuno che si preoccupa del futuro. Qui bisogna guardare avanti effettivamente, programmare. Non c'è dubbio. E non c'è questa programmazione, dice. No, oggi non c'è. Oggi si vive la giornata. Ecco, le posso chiedere, lei, visto che è il secondo mandato, quindi 4 anni a segretario li ha già fatti, è una valutazione complessiva, cioè da quando ha cominciato fino ad oggi, che questa programmazione non c'era e non c'è tuttora? O è un po' cambiato qualcosa? È cambiato qualcosa nel senso che rispetto all'assistenza sanitaria, per esempio, noi siamo stati, bisogna che questo ce lo ricordiamo sempre, per questo ogni tanto io mi arrabbio e dico che l'attuale governo regionale vive di rendita. Noi siamo stati fra i primi ad approvare, prima ancora che fossero approvati i piani sanitari nazionali, noi avevamo già approvato il piano sanitario regionale. Poi ne abbiamo approvati altri. L'ultimo che abbiamo approvato è del 1996. Questo significa che la programmazione regionale è sostanzialmente obsoleta sicuramente. Allora, a forza di pressioni, abbiamo messo in piedi un tavolo tecnico che è andato avanti per molto tempo con la Regione. Alla fine, nel giugno dell'anno scorso, si è varato il piano sanitario regionale, che è un buon piano, anche se a parer nostro è un po', come dire, nel piano è un po' assente la figura dell'anziano. Però, insomma, tutto sommato affronta le problematiche dell'assistenza sociosanitaria in maniera abbastanza accettabile. Il problema che abbiamo all'interno del piano è un altro invece, e qui entrano le responsabilità dei politici. Il piano prevede che siano di fatto dovevano essere emanate entro 90 giorni le schede ospedaliere e territoriali. Cosa significa? Significa che le schede ospedaliere e territoriali devono dire in quel territorio quanti ospedali, quanti posti letto, dove si taglia, cosa si fa, quali servizi si danno. È chiaro che si è innescato un meccanismo di contrapposizione politica e territoriale, per cui alla fine non riescono a varare ed è passato ormai un anno. E ne parlano anche altro che da un anno, anche proprio all'interno delle riunioni e tutto, non se ne viene a capo. Non se ne viene a capo, esattamente. Quindi questo è un altro degli aspetti che dimostra anche, voglio dire, il grado di responsabilità della politica. Mi collego a un'altra cosa che manca dalla politica. C'è una legge sulla non autosufficienza, ma cosa manca per l'applicazione reale? Allora, la legge sulla non autosufficienza è una legge avanzatissima. Che ha solo il Veneto sostanzialmente? No, adesso c'è anche qualche altra regione che ha copiato la nostra, tra l'altro, quindi... E però mancano
per certi aspetti, cioè, la filosofia, la linea c'è, perché segue la linea di prima, che era una linea abbastanza avanzata. Mancano sostanzialmente i decreti, le delibere delegate alla giunta regionale, che riguardano la definizione di non autosufficienza, che riguardano la definizione del processo assistenziale. Quando dico processo assistenziale significa che io, cittadino che ha il problema, io cittadino anziano che ha il problema, lo pongo alla istituzione più vicina. Potrebbe essere che so, l'assistente sociale, oppure il mio medico di base, oppure il distretto. Da quel momento io dovrei essere preso in carico. La presa in carico avviene attraverso una unità di valutazione multidimensionale, che è a livello di distretto, la quale mi prende, decide quali sono i miei... Sto parlando sempre in linea teorica, perché poi, come dicevo prima, non avviene dappertutto questo. Certo. Mi prende, decide qual è il mio percorso assistenziale. Se sono solo, se ho parenti, se ho vicini di casa che mi possono stare vicini, se ho patologie cronico-degenerative sufficienti che determinano anche un'assistenza di tipo sanitario diverso, se ho la necessità di riabilitazione. Nel momento in cui si è deciso questo, si determina il cosiddetto PAI, il piano di assistenza individuale, che prevede risorse, che prevede personale, che prevede un case manager che segue. Questo la Giunta non l'ha ancora deliberato. Quindi sostanzialmente tanta velocità poi alla fine non porta i frutti. Vari temi, abbiamo un quarto d'ora circa ancora per approfondirli. Legrandoci sempre agli anziani, parlava anche della protezione degli anziani, però visti in un'altra ottica, in che senso? Sì, l'anziano ovviamente vive una condizione di fragilità notevolissima, sia dal punto di vista sociale sia dal punto di vista sociosanitario. La protezione dell'anziano è cronaca di tutti i giorni, l'aggressione alle anziane, gli scippi, le percosse e compagnia bella. E su questo bisogna che la società si impegni. Noi stiamo tentando di mettere in piedi anche una serie di iniziative che non saranno sicuramente risolutive, per esempio cominciare ad avere relazioni con le autorità pubbliche, ma non solo con i comuni. Bisogna che i comuni comincino anche a preoccuparsi di questo, ma anche per esempio con la forza pubblica, per dire con la polizia, e con una serie di altre questioni, per tentare di capire quali possono essere anche i meccanismi di prevenzione di queste cose. Perché alla fine bisogna che anche gli anziani comincino a capire che alcune cose non le possono più fare. Cioè andare in banca a prendersi la pensione con i soldi in mano diventa pericolosissimo. Esatto, quindi per prevenire gli agguati sostanzialmente. Esattamente. Bisogna arrivare alla prevenzione e poi arrivare anche alla repressione di queste cose. Per cui, insomma, però purtroppo la violenza sugli anziani è troppo frequente. Qui potremmo fare tutto un discorso che riguarda le donne, ma insomma andremo fuori. 123 donne sono state uccise in famiglia l'anno scorso in questo paese. E quindi appunto è un dettaglio ulteriore. Ci stava parlando del passaggio in banca per ritirare la pensione. E dal punto di vista sempre degli anziani, voi che appunto siete la front line, la prima linea, insomma, nel sentire appunto quali sono le richieste. Il fatto stesso dell'obbligo dei conti correnti per importi, insomma, anche questa è un'altra forma di... Tutto il discorso di 1.000 euro. Esatto. Sì, tra l'altro adesso la cosa è stata attenuata, perché tra l'altro questo comportava una cosa spiacevolissima. Nel momento in cui la pensione arriva in banca, nel conto corrente, è anche esposta al sequestro nel caso in cui, per fortuna, pare che Befera abbia di fatto diramato una circolare che questo non avverrà più. Però questo era comunque un pericolo. E in ogni caso noi abbiamo messo in piedi una serie di meccanismi di assistenza con la nostra presenza sul territorio, che è capillare. Noi siamo presenti in quasi tutti i comuni del Veneto, con i nostri sportelli, in modo da aiutare questi anziani, perché altrimenti sarebbe veramente come dire, pesante per loro la cosa. Soprattutto perché, voglio dire, spesso hanno anche queste difficoltà di tipo abitativo che a volte
li costringono a non avere soldi per arrivare a pagare l'affitto, per arrivare alle spese della casa. Quindi, quelle essenziali, insomma. E parliamo di pensioni oltretutto che non sono certamente pensioni milionarie o cose, ma sono pensioni sotto quei fatidici 1.000 euro e così via. Tante sono pensioni che hanno perso anche gravemente potere d'acquisto. Allora, noi dobbiamo partire da un fatto. Il 50% delle pensioni che arrivano in Veneto sono al di sotto dei 500 euro. Il 50%? Il 70%, comprese queste, è al di sotto di 1.000 euro. Quindi questo significa che quando parliamo di una pensione al di sotto di 500 euro, devo dire che il fenomeno si sta man mano attenuando per un semplicissimo motivo, perché queste pensioni che abbiamo adesso sono pensioni di persone abbastanza anziane che provengono da lavori tipo l'agricoltura, le casalinghe e compagnia bella, mentre adesso sta venendo avanti sempre di più una previdenza contributiva e quindi con contributi che innalza in qualche maniera anche se siamo ancora al di sotto dei 1.000 euro. Questo significa una cosa però, che bisogna cominciare a ragionare attorno a che cosa? Attorno ad un progetto che riguarda il futuro ma anche che riguarda il presente, rispetto a pensioni che non si riesce più, non sono più nelle condizioni di sostenere una vita decente, e però bisogna cominciare anche a ragionare attorno, e questo è l'altro problema importante, a quello che avverrà in futuro. Cioè, prima si parlava di una società di anziani, ma proviamo a pensare che cosa significano gli anziani fra 20 anni. Abbiamo, con la riforma pensionistica, costruito un meccanismo che è quello del calcolo contributivo, che darà agli anziani pensioni da fame. Il rischio che corriamo è che avremo una società molto anziana e molto povera. Questo è un rischio notevole, e anche qua bisognerebbe chiamare in causa le istituzioni, perché insomma bisognerà che in qualche maniera si provveda, o ammazziamo gli anziani oppure non lo so, insomma, ecco. Si parlano le istituzioni secondo il vostro punto di vista? Cioè voi vi trovate a dover ripetere le stesse cose in continuazione, in posti diversi? Sì, in continuazione. Poi c'è un altro aspetto che riguarda la Regione Veneto, ma che riguarda anche i comuni con i quali noi abbiamo rapporti, ed è il fatto che là dove ci sono maggioranze, come dire, composite, spesso ci troviamo di fronte a situazioni per le quali il disaccordo che c'è all'interno della istituzione, quindi all'interno della giunta, ci pone in difficoltà notevolissime. Io lo vedo soprattutto a livello regionale, cioè non si riesce a volte a cavare un ragno dal buco. Il problema di fondo è che poi una delle cose che ci mette in estrema difficoltà è che quando tu, come organizzazione sindacale, come forza sociale, non hai una controparte solida e credibile, vai in difficoltà. No? C'è poco da fare, voglio dire. Noi ci troviamo per esempio adesso ad avere una situazione che è pesante, perché sono stati cambiati per esempio molti funzionari esperti della regione, per cui alla fine ti trovi a discutere con gente che ci mette molta buona volontà, ma che obiettivamente non ha l'esperienza, e quindi andiamo in difficoltà anche noi su questo. Si torna al punto di partenza. Esattamente. Questo è un po' il problema. Alla luce di tutto questo, ha toccato diversi punti, di Stato sociale, diceva, di welfare, come se ne parla senza poter programmare veramente quello che è il domani mattina sostanzialmente, più che ancora che... Allora, noi dobbiamo fare un ragionamento più generale su questo. Nel senso che il welfare che avevamo negli anni passati ce lo dobbiamo scordare, e questo siamo consapevoli noi che siamo le forze sociali, c'è poco da fare, è inutile che giriamo attorno alla questione. Il tutto a tutti ormai diventa estremamente... Cosa tagliare però allora? Allora, bisogna cominciare a guardare dentro l'attuale welfare e cominciare a dire che le risorse che ci sono devono essere razionalizzate. Faccio un esempio. L'indennità di accompagnamento. Sì. L'indennità di accompagnamento di fatto costa allo Stato italiano 14 miliardi all'anno.
che è una cifra notevolissima. Però com'è che vengono erogate, com'è che viene erogata l'indennità di accompagnamento? Viene erogata a pioggia. Una volta stabilito che quello è un invalido, gli si dà l'assegno di accompagnamento. Non si guarda se questo è un riccone, se è Rockefeller o Berlusconi o se è un poveraccio. Gliela si dà. È possibile cominciare a verificare, quando parlo appunto di verifica del non tutto a tutti, verificare con la prova dei mezzi se uno ha o no la necessità di quelle 480 euro al mese. Questo è uno degli esempi, ma ce ne sono moltissimi altri, senza contare per esempio proprio su questo argomento tutto il problema dei falsi invalidi, quindi c'è tutto un problema che riguarda... Che si collega. Però dice appunto, questi invalidi sono invalidità, si parla soprattutto anche di invalidità che poi hanno una verifica periodica sostanzialmente, sì, che possono essere, quindi ci sono invalidi sì, che restano e altri invece appunto che... Abbiamo un problema, cioè anche questa, parlando delle indennità di accompagnamento, noi abbiamo, che discende da una legge nazionale, abbiamo un meccanismo che disciplina questo istituto, poi ne abbiamo altri a livello regionale che ne disciplinano altri per lo stesso motivo. Certo. E quindi abbiamo istituzioni che non comunicano fra di loro. Lei pensi che per esempio noi spendiamo 721 milioni di euro per l'assistenza agli anziani non autosufficienti, ma in Veneto ne entrano altrettanti con indennità di accompagnamento, quindi sostanzialmente per la non autosufficienza in Veneto si spende 1,5 miliardi. E quindi anche qua, senza nessuna prova dei mezzi, ma non solo, ma poi anche una graduazione rispetto per esempio al livello di invalidità. E questo potrebbe essere un meccanismo che consente di utilizzare meglio le risorse. Perché attualmente non è così? Con l'indennità di accompagnamento. Chi ha il 100%, chi ha meno, basta essere riconosciuto a tutto uguali. Questo è un problema, voglio dire, di risorse, quindi ho fatto questo esempio, ma potrei farne molti altri, insomma. Pertinente per permettere di capire appunto poi anche bene come sia questo. Quindi agire in questo caso e altri interventi tipo questa indennità di accompagnamento, cosa potrebbe esserci come altri esempi? Per esempio, siamo a 2 minuti dalla fine, quindi un po' anche per capire. C'è tutto un problema che riguarda per esempio l'assistenza sanitaria. Il piano sociosanitario regionale prevede una modifica, una riforma della medicina di base, che oggi è la porta attraverso la quale escono le maggiori risorse della sanità, perché ai medici passano gli esami, passano una serie di questioni. Allora, se noi riusciamo in qualche maniera a fare in modo che il medico pensi che l'80% degli esami che vengono ordinati ai medici di base sono considerati inutili. 80%? L'80%, perché il paziente, il cittadino va là e si ordinano gli esami. Allora, cominciare a razionalizzare questa cosa significa risparmiare moltissimo. Poi c'è tutto il problema, per esempio, della scelta che si fa sul numero dei posti letto ospedalieri, che noi avevamo 40.000 fino a adesso ne abbiamo 19.000. E però anche qua bisogna fare delle scelte che sono importanti, cioè bisogna che si capisca che in ospedale si va solo quando si ha bisogno, perché una giornata ospedaliera, l'emergenza ospedaliera costa dai 500 ai 800 euro al giorno. E quindi qui ci sarebbe tutto il discorso dei livelli di assistenza intermedia. L'anziano che viene dimesso dall'ospedale e che a volte non sa dove andare e sei costretto o a tenerlo in ospedale o a portarlo da qualche altra parte. Per cui ci sono una serie di provvedimenti per modificare e per risparmiare sul welfare che, se messi in atto, se c'è la volontà politica di farlo, credo che dovremmo riuscire in qualche maniera a dare l'assistenza a chi ne ha veramente bisogno. E ci sarebbero poi anche tanti altri programmi legati alla domiciliarità e così via, insomma, tutte cose che si collegano. Esattamente, appunto, ci diamo già appuntamento perché gli argomenti non sono pochi, Adolfoberti li ha sviluppati molto bene e avremo un piacere appunto di tornarne a parlare prossimamente. Grazie a lei per essere stato con noi questa mattina. Prego, grazie a tutti voi. Grazie dunque al segretario generale del Sindacato Pensionati della CISL e grazie a voi che siete stati con noi anche in questa mattina. 7 in punto come di consueto torna domani mattina alle 7. Vi ricordo il primo appuntamento con la nostra informazione, come di consueto, intorno alle 12:40 con TG7 Nord-Est. Grazie a tutti e buona giornata.